Auspician Ale Pareila Fare, Ribueiro SRL, El Seibo Librería y Juguetería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Acompañan esta transmisión Canal 6 Cooperativo Freire, FM 100.1 de Freire, Radio Impacto FM 98.7 de Porteña, Radio Colonia de Colonia Marina, Canal Cooperativo de Alicia. Ciao, come stai? Benvenuta alla nuova programmazione da Le Pareila Fare, la programmazione della famiglia piemontesa Dolfo Varale Gambalunga Freire, sia Córdoba, la Repubblica Argentina, anche con un invitato proprio non so Paolino ma fai. Piensa chi sono da sì da questa parte leva e anche chi sono dall'altra parte. Dall'altra parte del Baccias, come dire. In radio scuta dall'altra parte del Baccias alle sì presente insieme a noi. Allora noi le troviamo. Sì, lei piace l'avione, però non è un minuto a 90, perché sarebbe stato troppo lunga il viaggio. Troppo lunga il viaggio. Anche con l'amico Sergio Dona in radio scuta da Le Pareila Fare, insieme a tutta la cubricola peluma di Ise Pareila, la zona del pelum. Sì, insomma, cubricola noi altri. Insomma, Anturdes, insomma, questa volta, sì. Non tutti, sono venuti perché anche chi lavora, chi accudi ad MPS il suo periodo di disponibilità, vacanza, come l'estate a viaggi veramente indimenticabile, perché l'oncalà veramente emozionante all'estate l'affetto ad la gente che a Belvin, a chi vende al Piemonte, veramente a Belvin. Come la fare? La prima volta che viene a Bellesì l'Argentina, no? Guarda, dico una cosa, in Italia, in Europa, si parla dal mal all'Africa, no? Lì si dice che se uno va a visitare un paese africano, hai pia torna andare, hai pia la voglia a tornare. E allora mi giunto che è col mal d'Argentina. Sì, perché chi aveva belle sì a visitare questo paese, tutta la Pampagringa, dove è nel Piemonte, no? Che è ai piedi di Alpe, ma è una pianura, è una pampa. Ecco, e Vin sì, è veramente sì, qualcosa che tira. Mi dico che è il sangue. Il sangue. Sicuramente il sangue è la cultura che condividiamo, è la lingua che voi altri parlano, noi altri insomma veramente meravigliata sta cosa, perché anche perché se fuma un confronto con l'onca succede in Piemonte, dove le nuove generazioni, parlo della città, perché anche le province, alcuni, Ast, i giù continuano ancora a parlare tra di loro, però anche le città più grandi purtroppo devono state sì, perché l'uomo proprio insomma una grossa immigrazione ad gente che viene da paese d'ogni sorta di paese, che ha la sua cultura, stanno anche un po' perso conto, e quindi è difficile anche integrare, come invece facevano i nostri pare fino agli anni 50 e 60, quando Turini, mi vengo da Torino, no? Era insomma le grandi industrie, la Fiat, oggi ho parlato della Fiat, più volte, eccetera, ma non è che la Fiat, tutta la Fiat era Milanta fabbriche, città fabbriche, chiamavo le boite, no? Dove lavoravo magari ad tre persone, era il padrone, con il garçon che magari venivano
Veneta, venisero dall'Emilia, dal sud, dalla Sicilia, proprio in quantità enorme, ma lì si parlava piemontese e era obbligato chi che venisse a rispondere in piemontese, altrimenti era tagliato fuori. E quindi le succede che in quel contesto lì anche chi amnesia a Turin, da regione lontane, con la sua cultura, era obbligato a prendere il piemontese. E ahí ancora adesso però sono pochi perché gli anni a passo e le generazioni Tutto da a cambio. cambio, parlavo il piemontese, meglio che il piemontese. Sarebbe più o meno una roba come la passata, sì, belle sì, il grosso baron di piemontese che Sì, l'arrivata del Piemonte all'America, alla Pampa Gringa specialmente, sì, quando l'arrivava belle sì, come allora parlava un piemontese, e era tanta gente che era sì, che era originaria sì, che l'aveva mai ascoltato una parola e da giù a lavorare, da garzón, come dice Steve sì, Pium, insomma, i piemontesi sì, dall'America, andassi a lavorare alla casa di piemontesi e per forza diventava che imprendessi il certo, piemontese. certo, certo. Perché come in Tlacà ero la grossa maggioranza che parlavano tutto piemontese, allora che andassi a lavorare diventava che È imprendessi. vero, è proprio vera, perché ieri l'ero lur medesimo che si adattava un se apprendi una lingua, sentivo taglia fuori e quindi non siamo, o apprendi la Per lingua forza. oppure non si è. Lui mi ha visto che las tante poesie scritte, come le la fare? Las studia un po' tutto che lei, insomma, pare la letteratura, lo che a casa mamma la letteratura, o che lui lì non può sentire che Allora, sì, come le fare? da una parte tu porta Sant'Alcor, come dici, però hai un poeta piemontese che per me è stato magister, anche se lei mai conosciuto, perché mi, anche se sono già piuttosto anzianotte, ecco, però insomma è una generazione molto ben differente, che è stato Nino Costa. Nino Costa. Nino Costa, che è un grande poeta della letteratura, un poeta che alla savu parlé una lingua che a piacere a tutti, che era non destinata a insomma, a cui che ero qui Intelligente, agli istruito. intellettuali, no, ma era una lingua che piaceva ai contadini, che piaceva agli ouvrieri, che piaceva al medico, Che pigliava tutta la gente, sì, come perché pare. parlava direttamente al ecco, e a leggendo le prime poesie di Nino Costa mi dico, ma perché proprio non anche mi ha buttato giù qualcosa senza, per carità, pretendere fare paragone, no? Però alla dame un po' Un po' sul. l'andi, ecco, sì, un po' l'ispirazione anche, no? E poi dovrà anche dire, ma l'esito verso, andiamo un po' da lesi Nino Costa, e qua che so, a parte che lei ha lusinga, no? Perché insomma è anche un po' esagerato, però fa piacere, perché loro mi dicono che con la sensazione che mi l'aveva provata era giusta. Ahí va una poesía de Nino Costa que se llama Raza Nostrana. Sì, che l'apprendi anche, l'aveva appreso anche da Masnà, al nostro, di su nostro, perché alle nostre come italiana, non è che è venuta a Roma, ma vostro come compatriota, perché è Eh, argentino, Papa Francesco. eh. Sì, sì. Abbiamo tanta poesia lì perché Eh, a Mina coi piemontese nell'Argentina. E certo. poi da lì fino a una canzone che la fa la quasi può fare sì, no? Montanaro. Piero A Montanaro. Piero Montanaro, che la musica, la Sì, poesia di Nino sì. Costa. Allora scursale un po' perché la No, ma poesia è certo. lunga. No, ma Nino Costa, perché a piastante la gente, e lo va a dire perché parla in maniera sempia, anche se ora parole difficili, ecco, però al contesto del verso sono facili da comprendere, perché anche se uno sa neanche cosa vuol dire quella parola o è la prima volta che la sente, no? L'auta che seguita Però il contesto permette, comprende il senso di quella parola, no? Ecco, è così. E perché tante persone all'Andurà le poesie di Nino Costa
per esempio, mia amica, musicista che si chiama Bruno Baudissone, ha compilato proprio un CD, lui di Zuma, no? Una raccolta ad canzoni, giura le poesie, due poesie a Nino Costa in formato romanza, una romanza, Sì. poesie, canzoni classiche, Classiche. canzoni da salotto, insomma, non stile Per canzoni ballare. da piola, ecco, ma canzoni da scutè, perché una canzone a spöl a presiese le parole piuttosto che la musica, no? E con quelle canzoni lì la musica è importante, però le parole sono il messaggio più importante. E sì, queste delle mie poesie sono state anche musicali, perché sono poesie a metrica, cioè rispetto la metrica poetica. E quando anche le poesie sono a metrica, sono automaticamente musicali, già a partenza. E allora è facile che quei due hai lesa, hai ascolta, hai arpetta e dici ma perché non è una canzone? Praticamente sono già canzoni loro, nascono così. Mentre arzugie la musica. Sì, mentre su te la musica. Difatti la FIA ad Nino Costa, che è stata la presidenta Celestina Costa, che è stata la presidenta della famiglia turinese, qua anche Miss Bruno Baudissone alla via presentare sto CD, sto disco, insomma, con queste due canzoni, che era la die. La fissa stai me papà a comporre la musica, all'avria neanche servito una muta, una vestimenta musicale più adatta che le tue, no? Cioè praticamente vestita a causa a sodore. Alle la spalle fai. Ecco. Ma va bene, ma l'uomo fa una divagazione, dove essere magari un'intervista breve, ma... Hoy en la para y la Fare estamos con el gran Sergio Dona que se viene directamente de Torino con toda la cumbrícula, como Sí. le decimos nosotros, del Dansur del Pilú, un grupo de danza que representa varios estilos de danza. Que bueno, tuvimos la oportunidad de conocerlo acá en San Francisco y bueno, la verdad que es espectacular porque te interpreta, digamos así, la música cada estilo con su música, con su interpretazione, con su passo. Come la stai a fare da aggiungere un po' la poesia tua con la musica, con le canzoni, con anche tutta la gente che suona la banda? Ma insomma, sì, perché a parte che mi sono diciamo, al regista da sto spettacolo, mi sono venuto come esperto a lingua piemontese, come l'aveva anche accennato durante lo spettacolo, per cercare come di mantenere un contributo personale per mantenere viva la gioia della cultura la piemontese. cultura. No, Perché- proprio Mareno, è più importante. E quindi lei pensa che oltre alla danza, oltre alle canzoni, oltre alla musica, e bien, l'auto componente da sto menu, no? Diciamo, che riguarda la cultura piemontese, era la lenga. Ecco. E quindi mi lei curà i test alle canzoni popolari, perché sono test che hanno anche d'errore a grafia, no? Perché sono stati tramandati giurtut oralmente e quindi sono state trascritte senza stare lì a guardare se era giusto o non giusto. Allora l'idea è un po' una città correzione, ma senza esagerare, perché Burianen, come di modificare la naturalezza a una canzone, anche perché il piemontese che si parlava 200 anni fa o 300 anni fa era diversa da quello che si parla adesso o che si parla a Belesì, che si parla un po' più, un po' meno.
Ecco, e quindi lei non violenta, insomma, la naturalezza. Ma ni, Però lei corregge le cose che... ma ni insomma Sì, l'essenza della canzone. e anche il modo, la maniera di pronunciare le parole, E perché l'origine, quello lì diventa come dice Steve, rispetto, rispettiamo, perché sì. una roba che l'ha tramandasse Parei, da ecco. capita poco con il piemontese, no? Che tante volte sbagliamo qualcosa perché a lei, ve le sia che era un gioco che si chiamava il telefono scomposto, insomma il telefono root, una cosa parecchia, Sì. che la parola passa da bocca in bocca e a passare e sente 20 anni e mi idea che dobbiamo essere ringraziati No, che vetta- fino a troppo vetta non essere- ma era originalmente. Ma certo, vetta rispettare, insomma, la natura russa dal testo, ecco. Anche perché poi da una persona all'altra, per esempio, voi altri per dire Dausin, no? Si può dire Dausin, si può dire Aranda, noi piuttosto a Piemonte diciamo Aranda, invece Belesì e dice piuttosto Aramba, Certo. e neanche sia un errore Aramba, no, perché Sì, equivale o vicino. alle neutra o vicino, da vicino, sì, Sì. o a vicino, in tante maniere, perché se consideriamo il piemontese come una coine, visadina lenga che ante la quale identifica una cultura, no? Allora, questa lenga deve essere una lenga che tutti comprendo, no? E alle neanche una stisan che parla diversa da alcuni a scappisso un entra loro. Tutte e due le maniere di parlare piemontese sono piemontese. Se te permettes, mi vuol dire una cosa. Sì. Noi i piemontesi argentini, per lontano, abbiamo tanta diversità. Certo. Perché quando arrivava lui che era A Todi, e Naut e Salus, dopo smariavano insieme e i figli del voto parlavano tanto come sua madre come suo quasi una padre. mistura. Sì. E- E nella medesima caina era tanti che dicevano, come te scuto a dire a te, noi altri, e tanti che dicevano come dicevano ni eiti, Ma certo, nella medesima casa. E allora nel vocabolario, tutte queste varianti, questi vocaboli, avevano finito tutti nel medesimo dizionario, nel medesimo vocabolario. E salta fuori che il piemontese, il vocabolario piemontese, è più spesso Pieno e è sinonimi. più satirico Pieno e sinonimi. che il vocabolario italiano. E chi che dice, ma come è sta storia? Il piemontese va da un paese all'altra camera, ma cosa vuol dire? Anche l'italiano che parla a Sinner, che gioca a tennis, è diverso dall'italiano che parlo all'isola di Lampedusa. E anche Ahí es- l'espagnolo che parla in Spagna è il paese stesso che il nostro, Ma e neanche certo, l'espagnolo che parla sempre a Pampa Gringa è il paese stesso che quel che parla del Chaco, Ma Santiago certo, Estero, certo. è E allora- molto differenza. E allora, tornando al spettacolo, anche la lingua piemontese, secondo me e secondo noi, era un elemento importante da portare a giro. E per rendere lo spettacolo più amusante, più divertente, alle mei, renderlo un po' articolato, cioè come a varietà, no? Sì. Serie alterne. E allora i butti in 30 le danze, perché se fai le danze, poi magari la gente si stufia, e butti in 30 al teatro È il popolare. teatro più lì che la piaciume perché speriamo capì proprio picche bin le parole che Beh, sia insomma, fa piacere perché alle long che lui vorrei. E ben rappresentato. Va bene. D'accordo, grazie cari Paolina Mise Ciao. e la mia propria goia conoscere e se le due persone ancora più simpatiche ad lo che smini quando guardo la non ci televisione. avete in cuore una cosa no, non ci avete in cuore una cosa in teoria un di un Castiglia e dopo un ci avete un piemontese Dime. me gustaría que le diga a la audiencia de Ale para el Afare si saben, si sienten del piemontés, ¿qué tienen que hacer? Si guardarlo o sacarlo, interiorizarse, compartirlo. Se tutta cara audiencia dalle parai la fare, sarà qualcosa da piemontese dentro al cuore. Da suoi nonno, da suoi pare, qualcosa che la sputà, che canzone. Cosa la da fare? Alla da drisero o alla da cavelo fuori
e condividirlo con tutta la Ma famiglia. sicuramente alla tirare fuori e condividerlo con Eh? tutta la mente. E poi dite che in questo tour, e lo manca il momento dall'as, no? Generalmente, quando più tu mai penso tutta la Tutta tavola. la tavola. E alle capitame a tavola da incontrare persone che l'aveva mai conosciuto o magari che hanno conosciuto tramite Facebook perché hanno detto che sono abbastanza conosciuti, però sono conoscenze insomma, non concrete, ma allo divento dal momento che siete a tavola e che ti insomma e mangi e condividi qualcosa insieme. E bene, qualcuno la dice, ma capita non sovente a parlare piemontese e lei è un po' cadruso in tal parlare. Però mi lei scoperto che se parli con Chiel tira fuori dal suo sac di zuba una parola dopo l'altra e a Pia torna con l'andi, no? Con la disinvoltura che la via, magari che la via 30 anni in Lorena. ma sì, ecco, i suoi papà e mamma, piuttosto che gli abuelos. Se tu l'anno il piemontese a Brisal 30. Sì, sì, sì. E come diciamo, sempre con Chial per finire un po' la domanda che l'ha fatta Chial. Noi è che sappiamo ancora parlare piemontese, che ne è tanti, insomma, ben fortunati e ben ringraziati con la gente che la mostane. Perché chi che la mostane, io gente che neanche l'avevo andata a scuola. Certo. Alla mostane senza vedere No, e no. neanche a noi l'avevo mai dato l'importanza che la via lì l'aveva imprendita. No, adesso. E se anche una fa a mente, lo che lei cammina a passare, lo che passa tutti i giorni, sia per tutto che sono i reti sociali, come diciamo noi, le reti sociali, e alla fine in piemontese sì, in piemontese là, sono due puntini, uno da sì e l'altra parte leva, e poi lo parlè entre la medesima lingua, entre il medesimo Alena. idioma, come si dice, bene sì, che l'hanno portato in nono, che l'avevo neanche andato a scuola, come l'hai detto prima, 150 anni andare. Lo lì è più importante. Ma certo, per mantenere viva una lingua, naturalmente la tradizione orale è fondamentale. Ecco, però per la sé, una traccia che sia, che possa non cancellesse ancora, che sia ancora più marcata, sarebbe anche meglio ogni tanto scriverlo al piemontese. Non è difficile da Ma apprendere sta perché piutese. però basta, va un po' per tenersi un po' sulle mani, come uno studia tutte le lingue, perché anche studia il francese, o il tedesco, o l'inglese, o il cinese, no, il cinese non lo so, perché è troppo difficile, va so impegni, no? Ecco, perché se uno trasmette una lingua anche per la scritta, dura più. E come in me via il bene, scritta resta. Bravo. Dico la verità, mi avevo più 40 anni, 45 anni e sapevo pas né leggere né scrivere una parola in piemontese. Non pa dire che sono buono a scrivere perché sarei un bugiardo. Ma sono le grammatiche. Più o meno, Eh. non è solo lo imprenditori, solo tutti. E Eh. veramente se alle fa una roba tan facile, ma No, ma impossibile. non è così. No. Ecco. Se- Ma Puro è. cosa vuol dire? Ma, Franco. ecco. Certo. Se scrive poco, sulla misura che ti sbagli, va a incoraggiare. Hai poi ancora una cosa da dire, da aggiungere, e poi sarò umano, perché da mi aspetto. Se uno prende a scrivere e comunque a guardare, a studiare un po' la grammatica, poi dopo lo parla anche meglio. Perché ti prende a scrivere un mail, ma anche a parlare. Comunque, fa per niente. No. L'importante è il termine vivo. E un dei motivi per il quale con i miei amici di danzare sono venuti sia in Argentina sta seconda volta, chissà che sia nella terza, è proprio quello di Venamà, no? Possiede un po' a continuare su questa strada, la nostra
E vedi con la giusta. Pincher ringraziato che un dugna una mano e quando fuma qualche euro che sbaglia tranquilleggia perché Ma se ne vede manca una consulenza, poi sbaglia anche il previa di Mussa e quindi anche mia neanche. No, sì. Però se ne vede manca le quei dubbi sono contenta poter vedere una mano. Hoy en Ale Pará y La Fare, el gran Sergio Dona con toda su cumbrícula del sur del Pilú, y ya escucharon lo que dijo, ¿eh? El que tiene el piemontés guardado allá en el saco del corazón, allá en lo más profundo, medio oxidado, con en poca trillo, como dijo él, que lo saque despacito, que palabra tras palabra va a traer de vuelta el piemontés a su boca para poder compartirlo y seguir compartiéndolo con sus nietos, con su hijo, con el vecino, con el que se le antoje. Así que hágale caso a Sergio, Gabi e pure un po' il riso al piemontese, Sì, sì. Sandrina Talcher, Sí, parlo anche poche parole, ma parlo. Nos vamos a despedir. Tenemos unos videos, se ve que vamos a compartir con todos ustedes una filminga che l'uomo fai de stasera e laggiù in San Francisco che veramente che alla sane con la buca di verga. Parai che tante grazie per condividere la ciacciarà sì se maniache e con tutta la gente dal bar e tutta la musica, tutta la gente che la porta. Il tanto pubblico, Veramente che bello. Vabbè. Grazie Piero. Si sentova. Stavolta sai che il tempo la stai proprio cretina, credo sia per parlare tanto di ma alle parole fa. Alle parole. Ma che il tempo sì. Pica ringraziato con ti Sergio e niente. La sentoma. Via, sentoma. No, come non piaciuto. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. È una maniera anche per rispettare la storia, per rispettare i vostri pari, i vostri mari, i vostri grandi, i vostri c'è. Sono loro che hanno trasmesso questi valori e hanno fatto con sua lingua, no? Le parole che mi diceva, parlo ancora, questa frase lei le sulla, sì, a Rio Tercero, dentro la sede alla locale associazione piemontese, era veramente colpime perché in quella frase è veramente tutto. Allora parlo ancora e sono sicuro che anche io sono sì, no? Questi angeli la vostra storia che sono calati un po' con gli ali a voler si intorna e sicuramente e calerà nell'erma, no? Insomma, sul posto che gli angeli a più, ma a più goi, perché a più che si soddisfate per vostra, come se vi attaccano alla vostra storia. Insomma, è veramente un esempio che noi piemontesi, che stiamo dall'altra parte dell'oceano, come di sovente i più mantengono in considerazione, ma è normale perché quando uno ha le cose a portata di mano, no? Sovente danno l'importanza che queste cose meritano. Certo, le cose che manco noi abbiamo più, perché i nostri sono arrivati tanti anni andare insomma. La lingua piemontese per me che sono dalla quarta generazione, l'hai sentita da mio papà, da mio nonno, ma l'estate mio bisnonno me la portava tanti anni. Alla fine dell'Ottocento, no? 1850, come tanti altri.
En parlant el lenga piemontesa, la prima cosa che es nota tra la parlare piemontese argentino e quella dei torinesi, in questo caso i torinesi, è la cadenza, la musica, e neanche parlare del accento, è una mesciadrola tra piemontese, cordobese e santafesino, perché sono l'altro dì Sargent chiamava come si pronuncia la Y o magari la doppia L e mi le dico sarà intendendo perché mi parla a me se magari vuol dire io vivo a Las Varillas a suona io ma poi vas a Luque per esempio e allora dico io pare che è una cosa meglio la stessa. Sì. Tu come le cose, un argomento un po' difficile. Come diceva, la differenza è la cadenza, la musica, poi 4 generazioni e sente passani, l'importante è che sia ancora viva. No? E fai la figura come la mostrava mio papà, no? E avendo c'è che mi sono parlata all'università di lingue, ma che sono innamorata delle lingue, autodidatta, sono dame da fede, per me, con l'aiuto del mio padre, e tanti amici che parlo, che conosco, che sono studiosi della lingua piemontese, come questa persona che è accanto a me, che fa sempre la spalla, a mia uomo e mia figlia ieri da un sagrina, ma adesso sono già in 2 secondi che sono matta. A parlo piemontese con le cagne, ma sono matta ma ancora da sare. Sue sponde verde, illuminata al sole, e con la mente il sun tacà da usin, vedo la mole, la gran mare, e gli Alpi che fanno corona tutto intorno a Turin. Oh, finalmente sono tornato a Piemonte, sono fatto tutto, giumai il cielo e il mare, smasissa il sogno purtroppo, e laggiù in fondo va piccare le tenere all'orizzonte. Che l'uomo ha trovato la poesia dal Cusa, che per altra parte le famose, uno dei personaggi più famosi dei piemontesi argentini, per questo video l'hanno spartito la fai la volta al mondo. As dis che è virale, no? Alle virale. Ecco. Aspetta che salgo. E che attacca con la parola nono, por abuelo. Che prima è stata una parola che la diceva ma di discendente piemontese e di italiano perché avendo il latino ma anche in comune è una parola che si dovrà fare per esempio in canzoni, in tango e poi cosa dice ciappa por ciappa, una placa metallica. Sì, l'esempio lamiera. Proprio recentemente stiamo parlando delle carte che sono attese, scoperte proprio adesso, ma su quelle tensostrutture, no? Noi utilizziamo la tensostruttura, la carpa, ma dove sei? Insomma lì la carpa, ma come si fa? E si entra in pezzi, invece la carpa era tutta altra cosa. Ecco, la dimostrazione... La carpa è una tenda. Una tenda, sì. Tensostruttura. Poi la chata, disse Cusa, chata, por carreta. Che è una sorta d'antica carretta dove scaricava il grano e tutto l'uomo. Parla della ferreria, l'officina del fre, dal galpon, por galpon, ma che in piemontese di sua manera galpon. Di suo galpon proprio sarebbe il matarazzo, il cabanun, no, il galpon è il cabanun, la cabana, sì. El matarazzo è il culcium,
cuccione. Il cuccione. Però rende l'idea perché è quasi onomatopeico, no? Uno fa la cuccia. La cuccia è giusto. E poi il curare, dice cosa? Por corral. Una ciusa, una cinta. Sì. Assare al cavallo, come rischiare il cavallo, vacche, e col giuc, dove saruma i polastre, le galline, Sì, no? dove vanno a sdisle. Le galline vanno a giù, a dormire come le galline, no? Anche anche ospedali o anche le caserme vanno a dormire prima perché insomma. Prima, come le galline, sì. Come le galline. Alhambra, dice il Cusa, che le pa l'Alhambra da Andalusia, no. Por Alambre, il film Metallic, che dura magari per Filfer. il filfer, ecco, per buttare il limite un tocco a terra e un altro. E anche per rangere, perché noi gli argentini siamo famosi per l'uomo. Insomma, dovremmo il filfer per rangere. Poi è patio. Al patio. Il patio per Kurt, ma un piemontese argentino che dice Kurt. È il patio. Chacaré. Ecco. Per contadini. I campanili sono i chacaresi in Argentina. E poi pian la poesia del Cusa è, per esempio, Brusin. Una parola che è pentolino. Ma noi sappiamo che quando si parla di Brusin, insomma, non cammina a parlare della casa. Perché è in ausenza. È perché mi buttiamo in un terreno che No, come quando si parla di fuini. E somnelle, no? E fuini è ancora più despreciabile. Allora lasciamo questa parola. Sì, come diceva, nostri nonno, diceva per esempio, fai un lavoro brusin. Diceva parecchio che faceva qualcosa al Carlone. Sì. Poi fuin, come las dilotì, scordé. Per recordar, para decir recordar, insomma, scordé, ma è arcordé o ricordé. Vabbè, insomma. No, ma sì, perché le lingue cambiano. Lì per lì, non l'abbia mai sentito, pensa che vuol dire dosmentiese, invece no, proprio il contrario. Ecco, sì. Giusto. Mi scrivo questa poesia sempre un po' malinconica perché trattuma ad partenze, no? Per una destinazione non conosciuta e per non essere proprio contenta. Se uno è contenta di viaggiare sa che torna, ma se parte parecchio senza un'idea è piuttosto impegnativa la cosa. Montagne mie, oh mie montagne, chi feve curuma a me Piemonte, che mia patria cita, o aute cime, uie ambiancar, puntue, così scurpie a mia mente, fin da masnà, coi vostri fiumi, torrente, con vos gaiarde, chi sai distingue come la vos di me, con vostre car, puggiazzur le calà, che da lontan asmiu da strup, cugià. Oh sime mie, voi altri sì che sede con che magum, ecco la parola magum, chi va via da questa valle, cercando fortuna ante un paese lontan, quaidun am disse, l'altri faràs una vita, no, Piemont me, mi tornerai, vedràs, tra ste montagne tue, che sunt comie. Mia poesia. Que espero nem parlesse se s'emprèn nen de masnar. Que podum nen escriure perquè l'home el seu vull parlar. Que per caidun vecino es disaranda e per l'aut a bevin dausin da pe o aramba.
Caiera San Lisandrin, Langaroi o Novareis, e la terra del Ris, da Ast, Vieneis, Usulano, Turineis, da sì e da là, ma sempre alle Piemonteis, che giornot ai la parlo pa, che a lur ai antaressa pila inglese, che da sia poca va a perse, che scrive ben alle nembelfe, una lenga alle viva fino che sia quaidun che la sa parlare. E da noi alla mostra il nonno, il dottor, il campagnin, il meccanico, il minusier. A una dusa e ciaira dal camionista, la cuciniera, la ucat, la magistra, il panatè. Buggianen, dum senandi. d'Argentina. Insomma, val per me, ma vale anche per tutti i danzatori del Pilum, che sono partiti con me, angustiati. Sono partiti dal Piemonte per trovare, ambelesì, a drame e fiorie, che profumo la terra di c'è, la gioventù piemontesa d'Argentina. Sede branc d'erbudru, con le fronde ombrose, d'un le reise a sono ancora fungà ai piedi alp. Dio smentievolo nen, i vostri vei
i vostri pare, i vostri grand, a sono stai la sava che la fave corse con la miula tundra, ma con la scorsa vorogna. Adesso voi altri se ve l'arbut, se ve le rame fiorie ad culereis arbiciulue. Tocca a voi altri anche, spandie la smens la piemontesità per la gioventù che avvenirà domani. Grazie. Auspician Ale Pareila Fare, Ribueiro SRL, El Seibo Librería y Juguetería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Acompañan esta transmisión Canal 6 Cooperativo Freire, FM 100.1 de Freire, Radio Impacto FM 98.7 de Porteña, Radio Colonia de Colonia Marina, Canal Cooperativo de Alicia. Al nostre